questo video vi scioccherà. Allora, oggi è mercoledì, quindi avrei dovuto registrare il book tag settimanale, ma mentre stavo lavorando a quel book tag molto carino mi sono ricordata che c'era un video che io volevo registrare da tantissimo tempo e che ho trovato sul canale, credo, di Ludovica, e che, come potrete intuire dal titolo, parla dei 5 libri dei quali io non ricordo niente. In realtà questo video è nato anche dal fatto che tempo fa Ecrilibro aveva lasciato sul suo canale un video che mi pare si chiamasse Solo io la memoria corta o comunque qualcosa del genere, nel quale appunto rifletteva sul fatto che noi leggiamo tantissimi libri nell'arco di una vita, al punto da in realtà poi ricordare veramente poco di ogni libro, se non addirittura non ricordare niente. E nell'ascoltare quel video mi sono effettivamente resa conto di quanti testi io ho letto anche in questo periodo, soprattutto poi grazie al canale riesco a mantenere anche una cronologia di ciò che leggo, quindi a ricordarmi effettivamente, a dire ma io ho letto questo, però averli completamente aboliti e dimenticati dalla mia vita. E questa secondo me è una cosa grave della quale magari potremo parlarne e magari più in là farò anche un video in cui spiego magari il mio metodo in qualche modo per ricordare e quant'altro. Però oggi ho scelto 5 libri all'interno della mia libreria, quindi saranno tutti libri cartacei dei quali io effettivamente non ricordo niente, ma nella trama, niente, il vuoto. Vi ricordo che piano piano ci stiamo avvicinando al festeggiamento del primo anno, del primo compleanno di questo canale. In particolar modo ho pensato di strutturare tutta la settimana precedente fino poi proprio al giorno del compleanno con una serie di video, magari spesso anche riproponendovi dei video, proprio i miei primissimi video nei quali vi parlo di me, e il giorno 5 agosto, che è proprio il giorno nel quale insomma io ho aperto il canale, avrei intenzione di organizzare una bella cosa, quindi vi terrò aggiornati su Instagram, ma forse anche su Facebook, quindi nel frattempo vi consiglio di seguirmi lì su Instagram, perché là farò un sondaggio, quindi se ci siete io ho in mente qualcosa proprio per il 5 agosto, quindi magari incominciate a segnare la data sull'agenda se vi interessa e poi piano piano vi spiegherò. Quindi ovviamente ragazzi questo sarà un video molto breve, molto anche essenziale, semplicemente perché vi parlerò di libri dei quali io non ricordo niente, quindi non avendo niente da dirvi, molti di voi potrebbero anche dirmi allora perché lo stai facendo sto video, perché se non ci puoi dire niente? Semplicemente per riflettere appunto sul fatto che noi leggiamo tanto, ma a volte numericamente quanti libri riusciamo a ricordare nei dettagli? In realtà ricordo che quando ho preparato questo video c'erano molti più testi, ma al momento non mi sovvengono, quindi è comunque un video che vorrò riproporvi successivamente. Allora, partiamo subito col primo. Parto con questo libro che quando lo comprai è stato il primo acquisto, credo, con Mondolibri, e all'epoca si wow, no, devo comprare questo libro, deve essere bellissimo. Sto parlando di Veronica Henry, Quando l'amore nasce in libreria. Allora, non so se ricordate, ma un paio di anni fa c'è stato questo boom dei libri che parlavano di libri e di librerie, come salvare una libreria, magari anche su quello potrei fare un video perché ho parecchi libri. E devo dire purtroppo che di quel genere non mi è piaciuto quasi nessun libro, tranne uno, e questo qua in particolar modo la trama mi ispirava tantissimo, anche la copertina la trovavo bellissima. In realtà però io di questo libro non ricordo niente di niente, cioè mi ricordo semplicemente che c'era questa libreria in fallimento, bisognava salvarla, c'è questa ragazza della quale non ricordo neanche il nome, bellissimo, che riusciva in qualche modo a trovare una soluzione a salvarla. Quello che però ricordo benissimo è il fatto che la copertina non corrisponde in nessun modo alla storia del libro. Questo lo ricordo benissimo, mi colpì perché arrivai alla fine del libro e chiusi il testo e dissi sì, però la copertina non corrisponde al libro, alla storia che c'è dentro. Quindi questo lo ricordo, ma per il resto niente. Quindi io magari potrei fare questa prova con voi. Provo a leggere la quarta di copertina e vedere se ricordo qualcosa, qua a parte al di là dei commenti. Allora, parla di ci troviamo a Oxford, e vabbè, questo sì mi ricordavo che era più o meno ambientato, sono quasi tutti ambientati a Londra questi testi. Gli scaffali, però il suo nome non ricordo per niente, Emilia non mi ricordo proprio, questi altri neanche, no, proprio no, no,
no, non ricordo niente di questo libro. Però ecco, adesso che ho riletto una cosa l'ho ricordata, nel senso che qui questi libri di solito si basano sul fatto che la protagonista debba, in qualche modo dovrebbero dimostrare come la protagonista riesce a vincere le difficoltà della vita attraverso la lettura. Ecco, un'altra cosa che ricordo è che qui di libri, cioè nella quarta vi dice attraverso le pagine di Emma, di William Shakespeare, di Anna Karenina, può dare aiuto a tutti, ma io mi ricordo che riferimenti chiari a questi testi io non ne trovai in questo libro. Mi piaceva lo stile dell'autrice, quindi lo lessi comunque con piacere, ma è un libro del quale io non ricordo niente. Passiamo quindi al secondo libro. Anche questo si mantiene un po' sulla stessa scia di quello precedente e sto parlando della libreria dove tutto è possibile di Stephanie Butland. Allora, questo libro ricordo benissimo dove l'ho comprato, perché per come, ma anche qua della trama ricordo poco. Allora, è stato l'ultimo acquisto che ho fatto con Mondolibri, un acquisto sofferto perché Mondolibri, insomma, vi lascio il video in cui ve ne parlo. Se non lo usate bene diventa un po' una palla al piede. E questo era diventato un po' nel mio caso, quindi alla fine questo era l'ultimo acquisto che io dovevo fare per togliermeli di dosso. E quindi questo, in un catalogo abbastanza ripetitivo, era l'unico libro che in qualche modo mi ispirasse. Sebbene poi la storia io già sapevo che non mi sarebbe piaciuta più di tanto, però era l'unico modo, insomma, dicevo vabbè dai, magari mi piacerà. Anche qui si parla sempre di una libreria che è in crisi, che non sappiamo appunto come salvarla, anche questo tema molto attuale. Vi invito a seguire il canale di Martina Belli perché lei ha gestito una libreria, quindi vi lascio il video nel quale lei spiega perché ha chiuso la sua libreria. E questo libro ricordo che da un punto di vista stilistico mi piacque molto di più degli altri, lo trovai comunque, per quanto banale, strutturato però meglio. E infatti ricordo che all'inizio di ogni capitolo, infatti ho messo i post-it, ci sono delle frasi dedicate ai libri che in particolar modo, insomma, mi colpirono particolarmente. Oppure ci sono tipo delle poesie dedicate ai libri e questo lo trovai molto... Ops, mo questo dove stava? Vabbè, mettiamolo qua e poi dopo proveremo a recuperare la parte. Ok, però ricordo che la storia era molto più interessante. Ah, ecco qua, avevano anche le frasi, quindi significa che da un lato mi aveva colpito più degli altri perché c'erano delle citazioni che ho riscritto. È un testo che ricordo che mi piacque molto lo stile dell'autrice, ripeto, i personaggi, c'era soprattutto una scena alla fine molto commovente. Questo è un libro che sì, che mi fece effettivamente commuovere molto. Vediamo però un po' dove ci troviamo. Allora, ci troviamo a New York, anzi a York, nel nord dell'Inghilterra, sempre là. Lei si chiama Loveday, sì, ricordo vagamente, anche qui sempre la stessa cosa, che utilizza i libri per andare avanti. Ecco, mi ricordo adesso rileggendo che lei aveva un'infanzia molto difficile, aveva avuto, sì, e aveva proprio trovato nella libreria, insomma, un po' e nei libri la sua ancora di salvezza. Questo testo, devo dire la verità, non so se lo darò via un giorno, però la copertina mi piace tantissimo. Quindi ecco, forse questo rispetto all'altro ve lo consiglierei. Passiamo invece a un testo del quale vi ho parlato tante volte, quindi potrebbe anche sembrare un paradosso che io non ricordi quasi niente di questo libro. Sto parlando di Daniel Glattwell, le ho mai raccontato, del Vento del Nord. Questo testo è ovviamente pubblicato dalla Feltrinelli nell'edizione universale e devo dire la verità, allora è un testo che è stato molto innovativo per me perché mi sono avvicinata alla letteratura contemporanea straniera, però diciamo che io di questa storia, anche qui ho scritto le frasi sicuramente, eccole qua, però io non ricordo molto, cioè mi ricordo di sti due che praticamente, ecco, si conoscono per caso su una chat, o meglio via email, perché lei invia un'email di disdetta a un servizio di abbonamento, sbaglia però a scrivere l'indirizzo e si ritrova a parlare con questo sconosciuto che, se non erro, è uno scrittore, e quindi incominciamo a dialogare fra di loro. Però mi ricordo il finale, questo sì, finale ovviamente sconvolgente perché poi c'è il secondo volume, però se dovessi dirvi proprio il motivo fondante, non so, un tema, qualcosa, ecco, che mi è rimasto di questo libro, no, dico la verità. Lo trovai molto carino, molto piacevole da leggere, anche perché è scritto praticamente secondo la struttura, vedete, di un'email, quindi c'è il titolo, c'è scritto oggetto e c'è il testo, quindi anche magari con delle abbreviazioni, ecco, per esempio, ecco, scritte con il linguaggio più grande, quindi molto interessante da questo punto di vista, molto innovativo. Però ecco, come storia concretamente non è che mi ricordi molto, quindi probabilmente sarà uno dei libri che prima o poi darò via. Passiamo
poi invece agli ultimi 2 libri. Il quarto è un libro che non mi è piaciuto tantissimo e sto parlando di Glynn Cooper, La biblioteca dei morti. Avevo tantissime aspettative su questo scrittore che purtroppo, almeno per adesso, non sono state soddisfatte, però ciò nonostante nella wishlist ho altri suoi testi, quindi spiegatemi un po' la coerenza, va bene, la mia stessa coerenza. Però questo testo io ricordo che lo trovai molto ingarbugliato, nel senso che va avanti tra il passato e il presente. Ricordo che ci sono momenti nei quali la parte del presente mi prendeva così tanto che nel momento in cui poi giravo pagina e mi ritrovavo nel passato rimanevo molto delusa, perché poi dopo dovevo leggere altri 10 capitoli del passato, mi attaccavo anche lì per poi tornare nuovamente al presente, ma nel frattempo avevo dimenticato cosa fosse accaduto. Quindi è un testo, non dico che è brutto, ovviamente non comprerò il resto della trilogia, non mi interessa, però è un testo che, se vi dovessi dire il thriller, qui ricordo un pochino, cioè ricordo semplicemente qual è il motivo fondante del thriller, il filo conduttore, però nomi dei protagonisti, dove si svolge, no. Mi ricordo scene molto cruente, queste sì, però francamente mi aspettavo veramente molto di più da questo testo. Leggiamo la quarta di copertina, vediamo. Sì, ecco sì, mi ricordo che era ambientato tantissimo tempo prima proprio, ok. Romanzo, poi partiamo dal dicembre del 782 al febbraio del 47 a Londra. Ah sì, ricordo però questo aspetto, sì, di Winston Churchill. Poi dopo arriviamo al 10 luglio del 47 a Washington, quindi cambiamo anche molto i posti. E poi infine maggio del 2009 a New York. Ecco, io per esempio il legame, mi ricordo che a un certo punto non capivo chi aveva ucciso chi aveva fatto cosa, molto confusionario l'avevo trovato in certi punti, quindi è un testo che anche questo probabilmente darò via. Poi vi ho lasciato per ultimo, se siete arrivati fin qui, semplicemente perché è praticamente il testo che desterà scalpore, perché questo è il mio autore preferito, il mio autore di classici preferito. Ultimamente non ve ne sto parlando molto, ma chi mi conosce, insomma chi ha visto i primissimi video avrà già capito di chi sto parlando, e questo effettivamente è una vergogna anche per me, lo ammetto, perché sto parlando di Alexandre Dumas. Precisamente io non ricordo niente della saga dei Tre Moschettieri. È una saga, come vedete, che ho letto, quindi Tre Moschettieri 20 anni dopo, e poi alle mie spalle forse riuscite anche a vedere il Visconte di Bragelonne, ma io non ricordo niente di questa storia, niente, cioè ricordo, allora, ovviamente i protagonisti li ricordo, in particolar modo ricordo che mi è piaciuto tantissimo l'ultimo volume, il Visconte di Bragelonne, quello l'ho amato fin da subito, e anche quello per ora è colui che detiene ancora il record perché è il libro più lungo della mia libreria. Però ricordo appunto che D'Artagnan conosce per puro caso, si ritrova nella stessa giornata a praticamente sfidare tutti e tre i moschettieri del re, riesce in un modo o nell'altro a vincere ed entra a far parte del gruppo. Mi ricordo che c'è il personaggio cattivo, cioè Milady. Mi ricordo una bellissima scena ambientata sul mare, precisamente sul porto di Londra, se ricordo bene, sul Tamigi. Ricordo appunto che c'è Milady, che è la cattiva del gruppo. Proprio alla fine di 20 anni dopo c'è una frase anche molto bella in cui lei invita a non essere sfruttati dagli altri, quindi ad avere una propria dignità e tutto sommato a conservare la nostra integrità. Però poi il nucleo fondante, cioè alcuni momenti, alcune parole, alcune frasi, io non le ricordo. Ricordo che mi piacque tantissimo ovviamente il personaggio di Athos, mi sono subito innamorata di questo personaggio che avrà poi un ruolo importantissimo nell'ultimo libro, e lì c'è una scena strappalacrime bellissima. Però ecco, nel Conte di Montecristo, ve l'ho citato, era da un po' che su questo canale non tornava, il Conte di Montecristo non dico che ricordo tutto, ma all'80% sì. Infatti una mia amica che lo sta leggendo ogni tanto mi messaggia dicendo "Ah, sto leggendo questo, ti ricordi?" Io "Ah sì, ricordo". Nel caso di 20 anni dopo e dei Tre Moschettieri no. Ricordo che lo lessi con molta in estate, mi piacque molto, lo trovai interessante, ma non ricordo proprio niente della trama. E questo lo considero un po' una vergogna, considerato che io amo Alexandre Dumas, quindi da un lato vorrei cercare di ricordare tutti i suoi testi, ma so che è sostanzialmente impossibile, e quindi insomma questo l'ho messo per ultimo perché è un po' una vergogna, appunto. Allora ragazzi, il video di oggi è finito. Mi piacerebbe più spesso portarvi queste classifiche, quindi dei libri che ricordo, non ricordo, che mi sono piaciuti, i libri più grandi della mia libreria, quelli invece più piccolini, quindi sono video che io adoro guardare perché sono molto veloci e molto essenziali. Quindi noi ci vediamo domenica con il book tag che sarebbe dovuto uscire oggi. Ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!